Che profumo questa parigina! E pensare che la storia che c'è dietro è ancora più interessante. Andiamo a scoprire chi ha creato quest'opera d'arte. Ovviamente sempre con la nostra macchinetta del caffè. Fabio, siamo pronti, prepariamo il caffè insieme. Questa è la macchinetta e fammi vedere di che pasta sei fatto. A proposito di parigine. Ti faccio un caffè che ti faccio veramente divertire. E Vediamo ti spiego un anche un po'. trucchetto. Mia mamma mi diceva sempre, devi riempire il caffè Fino a dove? Fino alla rotellina, suppongo. fino alla rotellina, però deve uscire, il trucchetto è che deve uscire un po' d'acqua nei buchetti. E così funziona. Solo lì viene la cremina del caffè. Non so se è vero perché il caffè non lo prendo. Vediamo. Ah, non ti piace? No, Ah, mi strano, piacciono da solo napoletano, parigine. solo parigine. Difatti Cianò è il tuo brand. Come sei finito a fare parigine? Cosa ti ha portato a scegliere questo prodotto più degli altri? Perché tu prepari solo parigine. Nei miei story preparo solo parigine e poi ho creato un prodotto che si chiama Cianotto, che dopo te lo faccio vedere. Anche assaggiare, mi Te lo raccomando. faccio anche assaggiare, soprattutto assaggiare. Creo solo parigine perché da piccolo un po' tutti i bambini andavano alle giostrine con i papà. Io invece quando mio padre mi portava alle giostrine, io dicevo, bah, di fronte c'è una pasticceria. Mentre tu vai alle giostrine, io vado a mangiarmi una parigina. Alle nostre spalle c'è un vero e proprio buco, giusto? È così che si chiama. Raccontami un po' la storia. Questo qua si chiama il buco del piacere, perché ogni prodotto che il cliente mangerà da Cianò uscirà in questo buco. Come è nato? È nato con un giorno di riposo, era un lunedì, ero sul divano con mia figlia e guardavo i cartoni. Che cartone capito? Proprio Bugs Bunny. E Bugs Bunny, se tu ti ricordi il cartone, esce proprio, diciamo, tutti i Looney Tunes escono da un cerchio. E mia figlia mi disse, babbo, ma tu immagini se anche tu con le parigine usciresti da un cerchio? E là a me mi venne proprio la capata. Io chiamai subito l'architetto e dissi, architetto, feci uno schizzetto, cioè feci tutti i cerchietti su un foglio e dissi, architetto, devi progettare il nuovo Cianò in questo modo e deve essere il format il buco del piacere. E là mia figlia ha creato, diciamo, questo cerchio. E quindi hai creato questa attività che oggi è una tua seconda casa, che addirittura ti ha portato ad una principessa, o sbaglio? Sì, in questa attività è la mia seconda casa, hai detto proprio veramente le parole giuste. Qua dedico tutto il mio tempo e anche più del tempo che dovrei dedicare perché lo amo. Il Cianò per me è come un bambino, è come mio figlio, io me lo devo crescere e lo devo sempre Coccolare migliorare, anche, no? lo devo coccolare e devo sempre migliorarlo. Sono sempre stato una persona che comunque, cioè, io ho dedicato un format a Napoli, perché la parigina è napoletana, questo ci deve essere, devo raccontarlo. Da lì la parigina è stata dedicata per la regina Maria Carolina. Io ho sempre cercato di scrivere o di riscrivere un pezzettino di storia, ho fatto delle analisi e c'è una principessa in Liguria, nel Principato di Seborga. Ho dedicato un impasto, ho contattato la principessa e ho detto, principe, io sono Fabio Ciano, questo è il mio progetto, questo è il mio sogno. Lei rimase incantato, disse vieni e portami e dedicami questa parigina. E quale gusto le hai dedicato? Quale gusto potevo non dedicare? Crema di friarielli, salsiccia e provola. Cioè, napoletana doc! Non ho fatto proprio il friariello saltato in padella, ho fatto una cremina che è un po' più chic. Però friarielli, salsiccia e provola, quella doveva assaggiare la principessa. E oggi che cos'è per te Cianò? Oggi per me che cos'è Cianò? Questa è una bella domanda. Sembra una domanda con una risposta facile, però mi ha messo veramente in seria difficoltà. Oggi Cianò per me è un segno di riscatto verso la mia persona, non verso gli altri. Oggi Cianò è casa, oggi Cianò è un luogo dove ogni cliente che viene deve fare un'esperienza, deve prendere una capata. E spero che ogni cliente che entra in Cianò andrà a casa e soddisfatto. Perché attraverso la parigina, attraverso ogni prodotto che io comunque la mattina creo, io ci metto la mia passione e poi lo voglio trasmettere ai clienti. Ecco, la passione è stato proprio il motivo per il quale noi oggi siamo venuti a preparare il caffè da te, perché tanti possono dire, ok, abbiamo raccontato della parigina, ma perché proprio Cianò? In primis perché in Italia sei tu l'unico ad avere questo prodotto, ad averci creduto così tanto, ad avere un'esclusività, ma soprattutto è la tua storia che ci ha colpito. Da dove nasce questo amore incondizionato per quello che fai? Da dove proviene? Allora, ci tengo a precisare che
La parigina dal 1700 si crea a Napoli. Io ho creato il primo format di solo parigine dando più valore alle farciture tipiche del territorio, dando comunque più attenzione agli impasti, alle farciture e dando anche un po' di me stesso. Sono il primo format di parigine al mondo, ma non sono un creatore della parigina. Questo nasce proprio da, riprendo il discorso di mio padre. Io invece di andare sulle giostrine andavo a mangiare con mio padre. Siccome a 18 anni perdo mio padre, già ero nel campo della pasticceria, però mi mancava qualcosa. Ogni locale che io andavo a lavorare cercavo sempre di portare la parigina. Dopo qualche anno che io pensavo in me stesso, dicevo perché sta cosa? Cioè se io vado là per creare il babà, le sfogliatelle, perché manca la parigina? Allora ho deciso di lasciare quello che era il mio lavoro e di creare quello che era poi il mio progetto, il mio sogno. Hai avuto tanto coraggio perché hai lasciato una comfort zone. Ho avuto tanto coraggio perché dopo, io in 12 anni già ho iniziato a lavare le prime pentole nei laboratori di pasticceria. Dopo 8-9 anni che comunque sono riuscito con la mia bravura, anche un po' di fortuna, con tanta caparbietà a gestire un laboratorio grandissimo di pasticceria delle zone campane, lasciare quel punto ed aprire una mia attività, non sapevo, ma prima della pandemia, è stata una cosa che è scattata in me, quindi non ho pensato alle conseguenze. E ti dico anche che dopo un anno stavo quasi per chiudere la mia attività. Quindi là mi sono sentito veramente un attimo colpito su tutti gli effetti. E ancora una volta hai creduto in te e sei andato avanti. Ho creduto in me, sono andato nella mia cameretta dove gli feci una promessa a me stesso quando ero piccolo, quello di scrivere il mio nome nel campo del football. Non so perché quella giornata ero veramente, pensavo sempre a mio padre, non lo so perché, io lo penso ogni giorno a mio padre, ogni giorno penso a mia mamma, però quel giorno era proprio un chiodo e io dissi, cioè possibile, ma è una promessa data a mio padre, io chiudo l'attività per pandemia, cioè è una cosa mondiale, per l'amor del cielo è capitata a tutti, oggi essere il più forte. Quindi ho investito tutto quello che avevo, mi sono venduto tutto quello che avevo, dalla macchina al motorino per mantenere Chanur vivo, per mantenere il mio sogno vivo. E in quel momento ho deciso un po' di rivoluzionare, ho lasciato anche il lavoro di pasticceria la mattina, che io facevo pasticceria la mattina, con quei soldi mantenevo il mio punto aperto, la lasciai tutto, mi sono dedicato a quel progetto e ci ho creduto veramente tanto e ci credo ancora veramente tanto. Mi hai appena detto che in quella giornata pensavi particolarmente al tuo papà e suppongo anche alla tua mamma, sono sempre con te ogni giorno. E se oggi li potessi rivedere per un momento e potessi parlare con loro o semplicemente dire qualcosa a loro, che cos'è che diresti? Allora, che cosa che direi? Scusami, questa domanda è forte. Che cosa è che direi? Innanzitutto, ho perso mia mamma avevo 6 anni. Invito tutte le persone che guarderanno questa storia a non credere e a credere e non smettere mai di credere nei propri valori. Anche perdendo mia mamma molto giovane, la mia famiglia mi ha insegnato i valori. Perdendo mio padre a 18 anni, io ho sempre cercato di vivere quella cosa non in maniera negativa, ma di trasformarla in maniera positiva, proprio per non dare un dolore ai miei genitori. Quindi se oggi i miei genitori fossero qua, gli direi, prima cosa, ma secondo te come sto crescendo i miei figli? Secondo te il mio progetto sta spaccando? Cioè questo gli direi. A parte che sono sempre con me. Però devo dire proprio da vicino, capito? Direi, cioè secondo te veramente sto facendo vita e capata gente. La parigina, io mi mangiavo con mio padre, no? Mio padre ha avuto un'altra famiglia, la mia storia è molto lunga. Quando io ho scelto la parigina, perché è l'unica cosa che condividevo con mio padre, quel giorno mio padre è venuto a 2000 e ha detto, tu non giuro, tu spacca, e non vorrei farti commuovere. Però è quello che veramente è la mia vita, capito? Cioè voglio spaccare con questo progetto. Ed è una storia forte e per questo noi abbiamo deciso di raccontarla e quindi con loro, immaginando che siano qui i tuoi genitori, andiamo a prendere un buon caffè.
Fabio, il caffè è pronto, è il momento di gustarlo adesso. Vediamo che Certo. cosa ti sei tirato di fare. Vediamo come che diciamo caffè, noi. guarda già il colore, Il guarda. colore è ottimo, però vicino al caffè vedo qualcosa, vedo una parigina. Ci siamo. Dobbiamo prenderci il caffè e parigina. Ah, come si usa a Napoli. Non si usa così, ma lo usiamo noi. E perché Cianò mentre gustiamo il caffè? Perché Cianò? Cianò non è altro che il mio cognome. Io mi chiamo Fabio Ciano. Cianò ho messo l'accento così rende più chic, rende più Francese. qualcosa di bello, capito? Più elite. E Cianò vorrebbe, no, andare all'estero. Mi dicevi che avresti il Buono il desiderio. caffè. Te la suoni e te la canti da solo. Buonissimo. No, però sei stato bravo. Il tuo desiderio prima mi raccontavi che sarebbe quello di esportare Cianò anche all'estero, quindi magari, perché no, in America. Magari in America, io penso che il Made in Naples è visto bene all'estero, ma soprattutto in America. Poi la parigina comunque può trasformarsi con tutte le farciture. Possiamo andare in Inghilterra e fare la parigina con carnarino, possiamo andare in America e farla triplo cheddar. E se andassimo a Cuba? Se andassimo a Cuba facciamo una parigina adatta per prendere un cicchettino sopra così. Oh, Ai cicchetti allora. a Cianò e a te. Cianò. L'intervista di oggi è stata una vera capata, proprio come la parigina che Fabio ha preparato per me e adesso la mangio. Ci vediamo alla prossima intervista. Il nostro ospite preparerà un caffè buono come quello di oggi? Chissà, nel frattempo io magno.